Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman Napoletano. In questo video andremo a parlare di un possibile trasferimento di un giocatore, di un rinnovo di un ex Napoli e, e di un giocatore del Pescara. Partiamo subito dal giocatore, dal meno, tra virgolette, tra meno importante al più importante, cioè del giocatore del Pescara. Ma magari questa prima parte del video è dedicata anche ai tifosi del Pescara che mi seguono. In pratica, Davide Merola non ha avuto non ha riscontrato non ha riscontrato niente, non ha avuto problemi durante gli esami e bisogna fare solo, diciamo, una piccola terapia, deve fare solo una piccola terapia per, diciamo, riprendersi al massimo per, diciamo, per la prossima partita, però sicuramente verrà convocato per la prossima partita. Poi parliamo diciamo, della notizia non proprio importante, però diciamo una notizia che sta a metà, cioè quella del rinnovo di un ex Napoli, cioè Kalidou Koulibaly, che nel canale tra shorts e video lunghi diciamo, ve ne ho parlato molto di Koulibaly che per diciamo contratti personali con la Lilal, con, diciamo, con diverse clausole, potrebbe decidere, essendo in scadenza di contratto, potrebbe decidere, diciamo, di rinnovare il suo contratto fino al 2027. Ovviamente sarà una decisione che non verrà presa ora dalla gente e dal giocatore, ma verrà presa, diciamo, dal mercato di gennaio in poi. Diciamo il giocatore preferisce farsi questi altri 2 mesi, quasi 2 mesi, 2 mesi e 10 giorni circa, e poi magari pensare al possibile rinnovo con il club arabo. Ovviamente il club arabo non vuole perdere diciamo, questo giocatore, non vuole perdere questo calciatore molto importante ehm, per l'Al-Hilal. Vuole, diciamo, rinnovarli al più presto e magari mettere anche un po' di pressione sulla gente, però ovviamente la decisione è quella a pensare dal mercato di gennaio in poi, se valutare se andarsene oppure rinnovare, però grazie a miei informatori attendibili mi dicono che al 90% rinnoverà, quindi tifosi della Lilal rinnoverà sicuramente. Poi abbiamo, diciamo, la notizia più importante tra queste, che non è un rinnovo, che non sono delle visite, ma il giocatore di cui sto parlando è un attaccante del Real, cioè Hendrik, che è sempre che si è parlato molto di lui, di un possibile trasferimento a gennaio in prestito. Se ne è parlato, diciamo, pure l'anno scorso, se vi ricordate, col Villarreal, in estate con Real Sociedad ed altri club, però diciamo sarebbe propenso il giocatore di lasciare il club spagnolo ehm, a gennaio in prestito, per diciamo arrivare che appena usciranno le convocazioni per il mondiale 2026, magari può arrivare più pronto, può arrivare, diciamo, più preparato, magari con minuti in più nelle gambe, al mondiale. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like,
iscrivetevi tutti al canale, l'obiettivo sono i 50 iscritti, così potremo fare pure le live. E mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti di cosa ne pensate di Davide Merola, Hendrik e Kalidou Koulibaly, che cosa dovrebbero fare. Ciao!